Buonasera a tutti. Iniziamo con l'appello, grazie. Buonasera a tutti, procedo con l'appello. Sarto Marco. Presente. Montisano Vera. Presente. Perissinotto Nicola. Zia Paola assente giustificato. Canta Elisa. Di Vece Daniela. Trevisan Elisa. Presente. Bravin Rachele. Finotto Alberto Fabio. Guglielmini Pierino. Battistuta Diego. Tamassia Evaristo. Marchesan Rocco. Buoso Arianna. E Boato Giuseppe. Miollo Carlo. Bene. Baso Antonio. Sono altresì presenti gli assessori esterni Antelmo Luca, Berardo Giampietro, Doretto Catiuscia e Munerotto Mattia. La seduta è validamente costituita. Nominiamo scrutatori il consigliere Boatto, la consigliera Canta e il consigliere Baso. Iniziamo con il primo punto all'ordine del giorno, interrogazioni e interpellanze. Do lettura dell'interpellanza depositata dalla lista civica Rocco Marchesan Sindaco e protocollata in data 22 settembre 2022. Che fine ha fatto l'iscrizione Associazione Nazionale Marinai d'Italia sulla facciata est dell'ex stazione di Vedetta? Questo è il titolo. L'evento Caorle Sea Festival, Art Sea Festival 2022, promosso dal Comune di Caorle, ha visto la realizzazione di vari murales nel territorio comunale, ex stazione di Vedetta, Pala Expomar, Riva del Rombo e altri ancora. Tra questi, per la realizzazione dei murales sul prospetto est dell'ex stazione di Vedetta, il soggetto promotore, ovvero il Comune di Caorle, ha richiesto l'autorizzazione all'Agenzia del Demanio in quanto l'immobile fa parte del demanio pubblico dello Stato. Dalla documentazione trasmessa agli uffici comunali, in riscontro all'istanza di accesso agli atti presentata da un consigliere del gruppo Lista Civica Rocco Marchesan Sindaco, è emerso che in effetti l'Agenzia del Demanio ha rilasciato il nulla osta all'intervento. Fin qui nulla di anomalo. L'ex stazione di Vedetta, secondo il vigente strumento urbanistico, ricade in zona territoriale omogenea A, centro storico, e non in area limitrofa al centro storico come dichiarato nella relazione paesaggistica. È un bene dichiarato di interesse culturale ai sensi dell'articolo 10,1 Decreto legislativo 42/2004, sottoposto a vincolo ambientale ai sensi degli articoli 136,1 lettera C e 142,1 lettera A del medesimo Decreto legislativo 42/2004. L'intervento, pertanto, richiedeva l'autorizzazione ex articolo 146 del Decreto legislativo 42/2004, meglio nota come autorizzazione paesaggistica. La Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso, in risposta all'istanza autorizzativa presentata dal Comune di Caorle in data 6 maggio 2022 con protocollo 14937, ha espresso parere favorevole all'intervento subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni necessarie al corretto inserimento delle opere programmate nel contesto tutelato. Venga preservata l'integrità e la visibilità dell'iscrizione Associazione Nazionale Marinai d'Italia. Mettendo a confronto la facciata dell'immobile rispettivamente nello stato prima dell'intervento e nello stato attuale, viene da chiedersi che fine ha fatto l'iscrizione Associazione Nazionale Marinai d'Italia. L'interpellanza è corredata da due fotografie dello stato prima e dello stato successivo. Nell'ambito della stessa manifestazione, peraltro, sono stati realizzati numerosi altri murales disseminati nel centro storico, in parte verosimilmente non programmati, considerando che i murales sono ben più degli 8 sui quali si era espresso il revisore,
Murales che hanno poca, per non dire nessuna, attinenza al tema mare, pesca e tradizioni, che l'evento Caorle Sea Art Festival 2022 intendeva promuovere. Piacciono o meno, per questi murales sono state richieste le dovute autorizzazioni per l'intervento modificativo delle facciate sulle quali insistono? Il centro storico è soggetto a tutela in quanto area di notevole interesse pubblico, talmente tanto peculiare che chi vi abita o chi gestisce un'attività è costretto a stringenti vincoli anche banalmente nella scelta del colore e della tecnica di pittura dell'abitazione o nel posizionamento dell'insegna dell'attività commerciale. Era davvero necessario fare i murales in centro storico? Perché non utilizzare questa iniziativa per riqualificare altre zone della città, preservando l'unicità del nostro borgo storico sul mare? Il fine dell'iniziativa, per quanto buono sia, non sempre giustifica i mezzi. Tutto ciò premesso, si interroga il sindaco per sapere se il Comune di Caorle abbia comunicato le prescrizioni di cui al parere espresso dalla Soprintendenza in data 6 maggio 2022 con protocollo 14937 all'organizzazione e al direttore artistico dell'evento. Le ragioni per le quali allo Stato non è più visibile l'iscrizione Associazione Nazionale Marinai d'Italia, contrariamente a quanto prescritto dalla Soprintendenza. Se il Comune di Caorle abbia adottato provvedimenti nei confronti del soggetto realizzatore dell'opera e se intenderà ripristinare lo status quo ante. Se il Comune di Caorle abbia ottenuto altre autorizzazioni paesaggistiche in relazione all'evento Caorle Sea Art Festival 2022 per la realizzazione degli altri murales ed in particolare per i murales presenti nel centro storico pubblicizzati dalla pagina Caorle Tourism e in caso negativo le ragioni per le quali abbia ritenuto di non provvedere in tal senso. Chi ha stabilito la collocazione dei murales fuori programma. A norma di regolamento si chiede la risposta in Consiglio Comunale Caorle 22 settembre 2022 a firma del dottor Rocco Marchesan capogruppo, dottoressa Arianna Buoso consigliere, signor Giuseppe Boatto consigliere. Do la parola all'assessore Antelmo per la risposta. Grazie Presidente. Che fine ha fatto l'iscrizione Associazione Nazionale Marinai d'Italia? Rispondendo ai punti, al punto primo, il Comune ha comunicato, vado per sintesi, il Comune ha comunicato le prescrizioni della Soprintendenza al direttore artistico? Certamente sì, con nota del dirigente del settore politiche territoriali del 9 maggio 2022 assieme all'autorizzazione e con nota del dirigente del settore servizi alla persona dell'11 maggio 2022 relativa alla realizzazione del murales presso lo stabile ex stazione Vedetta, dove si riportavano nuovamente le varie prescrizioni. Ma al momento dell'opera l'artista e il direttore artistico hanno trovato la parete est già interamente colorata di azzurro. Domanda numero 2. Le ragioni per cui la scritta non è più visibile. La vedetta era stata annoverata tra gli 8 edifici del Sea Festival. La facciata è stata preparata dall'Associazione Marinai d'Italia, cioè su propria iniziativa, ritenendo, viste le condizioni della parete stessa in cui giaceva, di poter facilitare l'opera dell'artista. Punto 3. Quale provvedimento ritengono sia utile adottare? Nessun provvedimento, in quanto il soggetto realizzatore non ha cancellato nulla. L'Associazione Marinai d'Italia si stava già preoccupando del ripristino della scritta, preso atto che la stessa non comprometterebbe l'opera. Punto 4. Come Caorle ha ottenuto altre autorizzazioni paesaggistiche per altri murales presenti in centro storico, il Comune non ha rilasciato alcuna autorizzazione. Si tratta di murales non previsti all'interno dell'evento, che prevedeva, come da nota del dirigente del settore servizi alla persona del 21 aprile 2022, la realizzazione di 8 murales. E rispondendo contestualmente anche alla domanda numero 5, essendo murales fuori programma, non sono stati decisi a tavolino, ma sono stati realizzati spontaneamente da alcuni artisti in omaggio ai cittadini di Caorle, che sembravano ben disposti ad accoglierli come atto di cortesia ed omaggio ex post. Sono volutamente senza collegamento tematico al festival, ma vogliono essere un riconoscimento mirato a particolari angoli della città. Esempio, inchino
omaggio della ballerina che celebra l'amore in un angolo dedicato al ritrovo dei giovani coppie. Segnale di rispetto di un bimbo che non riconosce diseguaglianze di colore sulle pareti di uno stabile che andrà senza dubbio restaurato. Bimba in adorazione di un cuore da innamorata sulla parete di un edificio che ispira dolcezza. Un musicista sulla parete di una pasticceria di fronte ad una piazzetta votata alla convivialità. Omaggio al punto di primo intervento con Wonder Woman, a testimonianza del grande lavoro svolto dai nostri operatori sanitari negli ultimi 2 anni. Non ci sono tra questi murales artistici interventi che hanno modificato le caratteristiche del fabbricato. Sono tutti interventi non invasivi, piccoli e discreti e facilmente rimovibili. Ci sono interventi? Prego, consigliera. Buonasera a tutti e grazie Presidente. Diciamo che tra tutte le risposte che mi sono immaginata in questi giorni, quella che mi è appena stata letta non l'avevo presa in considerazione. Quindi capisco che l'iniziativa di cancellare l'iscrizione Associazione Nazionale Marinai d'Italia è stata presa proprio dai marinai che occupano l'immobile. E ok. Anche se la responsabilità, comunque l'istanza l'ha chiesta al Comune di Caorle, quindi il Comune di Caorle si è attivato, mi pare di capire, ma magari mi correggerà se sbaglio, con l'Associazione Marinai d'Italia. Domanda che mi pongo è: quando verrà ripristinata questa scritta? E soprattutto se la soprintendenza sia al corrente della violazione delle prescrizioni, perché è vero che la scritta verrà ripristinata, però la soprintendenza scriveva preservare l'integrità e la visibilità dell'iscrizione, e sappiamo che preservare non significa cancellare una volta che non siano state rispettate le prescrizioni, ma proprio appunto quella di mantenerle. Quindi chiedo quando verrà ripristinata, se l'associazione vi ha informato in merito alle tempistiche di ripristino, se la soprintendenza sia stata informata dal Comune di Caorle o se sia venuta a conoscenza in qualche altro modo della violazione. E per quanto riguarda i murales del centro storico, il Comune di Caorle ritiene che non fosse necessario chiedere l'istanza paesaggistica, o ritiene che non spettasse al Comune di Caorle richiedere l'autorizzazione paesaggistica, ma appunto a questi artisti che hanno voluto omaggiare il Comune di Caorle? Cioè, io non mi voglio porre contrariamente all'iniziativa, che per certi versi mi piace pure, ma mi pongo questa domanda perché se penso che a chi ha una casa in centro storico è tenuto a rispettare tantissimi vincoli, a chiedere autorizzazione per fare qualsiasi minimo intervento, ora perché il Comune di Caorle fa una manifestazione va bene tutto, e la nostra pagina istituzionale promuove pure un murales che sappiamo forse non essere autorizzato dalla soprintendenza. Allora, la prima domanda, se non ricordo male, è se l'amministrazione intende far rispettare il fatto della cacciazione della sovrintendenza. Ecco, guardi, io ho ricevuto di recente una lettera dell'Associazione Marinai d'Italia, in quali si erano impegnati già da prima, ma si sono impegnati a ripristinare la scritta non appena che le condizioni, diciamo, della stagione estiva avessero permesso. Loro sono ben contenti di rifarlo, anche se collocandola magari, anche se collocandola nella stessa posizione di prima non cambierebbe nulla, perché comunque abbiamo notato che non sarebbe invasiva, non disturberebbe il disegno, l'opera,
ma loro stavano immaginando di ricollocarlo anche in un'altra posizione. Questo vedremo cosa potremo fare e chiederemo lumi anche all'ufficio urbanistico se è possibile farlo. Altrimenti loro sono di loro iniziativa, faranno come hanno cancellato e hanno dipinto di azzurro di loro spontanea volontà, così ripristineranno anche la scritta. Per quanto riguarda le opere di street art, per loro natura sono street e sono, come dire, molto spesso sono senza governo, cioè vanno e fanno le cose come gli artisti immaginano di farle. Se poi io dovessi guardare al vincolo che ho trovato sulle case in cui giacciono questi inchini, questi bambini, questi cuori, abbiamo notato che non sono abitazioni che hanno vincoli tali per cui si prevederebbe la cancellazione immediata. Ben inteso che il direttore artistico ha preso di sua iniziativa l'idea di dialogare con i proprietari delle case e evidentemente in accordo con i proprietari delle case hanno fatto questi cuori, questi inchini, questi nuovi 5-6 disegni in più. Tenga presente che il direttore artistico ci ha anche detto: io mi assumo tutte le responsabilità del caso, perché noi eravamo venuti a conoscenza evidentemente di queste nuove opere e qualora fosse necessario, la legge ce lo imponesse, noi ripristineremo tutte le opere, visto che è considerato che quelle 5-6 pitture, diciamo, opere fatte extra, diciamo, festival, non erano conteggiate nel nostro budget, sono tutte spese che si sono assunti come organizzazione. Per noi sarebbe solo un dispiacere semmai vederle cancellate, perché a mio avviso sono belle, hanno avuto un grande riconoscimento e stanno avendo anche dal punto di vista mediatico un'esposizione molto interessante, tanto che i canali di Caorle e del festival stanno avendo molte visitazioni. Non so cosa aveva chiesto, se aveva chiesto qualcos'altro, non mi ricordo. Sì, avevo chiesto se la soprintendenza è stata messa al corrente dagli uffici o se è venuta a conoscenza per altre vie della cancellazione della scritta. Condivido quello che ha detto sulla street art, però qui siamo in centro storico, non siamo in strada o in zone che necessitano di riqualificazione, quindi sì, condivido, però ci sono tutta una serie di cautele che secondo me nel centro storico andavano adottate o comunque andava pensato in maniera un po' diversa. Comunque la domanda che faccio, alla quale non ho avuto ancora risposta, è se la soprintendenza è stata messa al corrente di questa violazione. Allora, ribadisco una cosa che è importante secondo me sottolineare. Innanzitutto, come lei giustamente diceva, consigliere, la street art per sua natura non è controllabile, nel senso che di notte, anche di giorno, questi personaggi, artisti, peraltro di acclamata fama internazionale, quindi non stiamo parlando di ragazzi che scrivono sul muro una lettera o 2 cifre, ma stiamo parlando di opere d'arte che hanno anche un valore commerciale importantissimo, perché ho scoperto io, che mi sono addentrato in un mondo nuovo, che gli street artist hanno un valore, alcuni di questi evidentemente hanno tanta fama che un qualsiasi metro quadrato potrebbe valere anche centinaia di migliaia di euro, impressionante, però è così. Quindi se è vero che lo street artist per sua natura, e noi abbiamo deciso di fare una street artist a Caorle per dare un nome e un volto a delle case che erano anonime, come quelle di Via del Rombo, che erano case anonime, che erano case popolari, e l'idea è esattamente questa, quella che nel tempo, e siccome sarà un festival biennale, è quella di riproporla per andare su altre case di natura popolare, per farle chiamare con un nome, affinché queste case abbiano un nome, non siano case anonime. E questo è un valore aggiunto che noi tentiamo di dare alla città di Caorle. Evidentemente con questo l'omaggio che ci hanno fatto questi artisti che sono di fama internazionale sono queste 5 opere, di cui una francamente credo andrà, quella del bambino con l'arcobaleno probabilmente sarà ripristinata prestissimo, perché
credo che vogliono fare dei lavori lì. E le altre case non hanno una protezione, cioè non c'è nessuna praticamente protezione, non c'è nessun vincolo conservativo capace di giustificare quello che lei dice. Perché non c'è nessun? Perché non abbiamo modificato le caratteristiche del fabbricato. Cioè qui il problema è che tutti gli interventi non sono invasivi, basterebbe una pitturata, volendo, detta così banalmente, per ripristinare quello che era il fabbricato emergente. Io sulla sovrintendenza, io non credo di aver avvisato nessuno, francamente non mi ero neanche accorto, mi creda, non mi ero neanche accorto della mancanza, meno male che l'opposizione si accorge anche di queste cose. Io non mi ero accorto della mancanza, tanto che ho chiamato anche il presidente dell'Associazione Marinai d'Italia, il quale mi ha fatto pervenire una risposta, che se volete leggo, una risposta scritta, timbrata dall'Associazione Marinai d'Italia, in cui dice: gentilissimi, consapevoli del significato di appartenere all'ANMI, Associazione Nazionale Marinai d'Italia, ritengo doveroso informare i consiglieri dell'opposizione, firmatari dell'interpellanza riguardante la cancellazione della dicitura sulla parete est della vedetta, sulla reale sequenza dei fatti. Quando il direttivo del gruppo ha deciso di predisporre il fondo della parete stessa per la dipintura del murales, sapeva bene di dover ripristinare la scritta riguardante l'appartenenza dell'associazione. L'amministrazione comunale e gli autori dei murales non hanno quindi nessuna responsabilità riguardo dell'accaduto, visto che la decisione, come citato sopra, era in capo al consiglio direttivo del gruppo, che afferma intenzione di ripristinare appena la ditta preposta al suo rifacimento avrà disponibilità di tempo. Resto comunque a disposizione per ulteriori richiarimenti. Firmato Vittorio Emanuele Dalla Bella. Quindi c'è tutta l'intenzione di ripristinare tutto, la scritta, come era prevista prima, come c'era prima. Non posso più intervenire, non mi ha risposto, ma comunque ne prendo atto. Lì si parla di ripristinare, ma non doveva essere cancellata quella scritta, perché la lettera che lei ha letto c'è tutta l'intenzione di ripristinarla e di questo sono ben contenta, ma c'era scritto che era ben a conoscenza del fatto che dovesse ripristinare la scritta ed è sbagliato il punto di partenza, perché la scritta non doveva proprio essere cancellata. Comunque il soggetto promotore è il Comune di Caorle, se poi i terzi hanno deciso di agevolare il lavoro del Comune di Caorle, non credo che la soprintendenza potrà andarsi a rivolgere direttamente all'Associazione Nazionale Marinai d'Italia. Comunque basta così, grazie. Grazie, buonasera a tutti, scusate il ritardo. Ma adesso senza diciamo entrare nel merito delle competenze, sovrintendenza, non sovrintendenza, però bisogna dire, Assessore Antelmo, che non è che si possa accettare di buon grado l'idea che perché è street art gli artisti siano liberi di scegliere qualsiasi muro del centro storico per poter dipingere a loro gradimento ciò che vogliono, perché se no, se fosse così, potremmo trovarci murales anche nel Duomo del centro storico. Quindi un po' di controllo sicuramente va fatto a monte. Probabilmente si tratta di una leggerezza che, vuol dire in fiducia, l'amministrazione ha lasciato ampio spazio all'organizzazione. L'organizzazione, pensando di fare cosa gradita, perché così intendiamo dalle parole del vice sindaco, ha pensato di fare questo omaggio. Un omaggio che, per quanto riguarda il centro storico, noi non troviamo proprio così edificante, se dobbiamo dirla tutta. Nel senso che, mentre troviamo molto edificante l'espressione della street art al di fuori del centro storico, all'interno del centro storico noi troviamo delle distonie importanti su alcuni di questi murales. Vedi per esempio quel musicista sull'angolo del campo Sponsetta, pare che si chiami quello lì, ecco, che non sembrano proprio integrarsi perfettamente nel contesto, diciamo, della fragilità paesaggistica con cui si presentano i prospetti del nostro centro storico. Avverto anche l'amministrazione che non è cosa legata a questa tanto al grado di protezione dell'edificio, perché potrei portare più di un esempio in cui si sono create notevoli difficoltà a delle persone che hanno dipinto i propri scuri in maniera differente rispetto a quanto era stato concesso dalla sovrintendenza. Quindi il fatto della pittura e che non ci sia una parte, diciamo, invasiva muraria, una parte di struttura, sì, non è tanto, secondo me, pertinente. Quindi quello che noi auspichiamo, ma senza, come dire, senza
mortificare quella che ci sembra una ottima iniziativa per Caorle, è quella magari di avere un pochino più di controllo per quelle che riguardano le sensibilità estetiche del centro storico. Tutto qui, grazie. Prego, Sindaco. Sì, solo due brevi considerazioni. Intanto prendiamo con soddisfazione che la manifestazione è piaciuta anche a tutta la minoranza, perché così insomma i due consiglieri dei due gruppi si sono espressi ed era questo il nostro intento sostanzialmente. Vuol dire che insomma mi sembra di dire che il Consiglio Comunale all'unanimità possa sostenere questa iniziativa, e questa forse è la parte migliore. Per quel che riguarda le risposte che ha dato l'assessore, ecco, credo che rispetto alla questione dell'Associazione Nazionale Marinai la questione sia abbastanza chiara. Insomma. Non è stata né l'amministrazione né la direzione artistica né nessuno che fosse riconducibile. Va ripristinata, credo di sia un suggerimento che viene dato, anche se la prescrizione diceva venga preservata l'integrità e la visibilità dell'iscrizione, tenendo conto che non so se l'Associazione Marinai ha giocato su questo aspetto, ma sono due le scritte, erano due le scritte, una da una parte e una dall'altra, per cui diciamo che l'Associazione Marinai nel suo complesso è anche facilmente identificabile perché una scritta ce l'ha. Se l'altra deve essere fatta. Degli altri 5 murales che sono di dimensioni più piccole, condivido quello che ha detto lei, capogruppo Miolo, nella parte in cui noi non è che ci possiamo permettere che chiunque possa fare quello che vuole. Tant'è vero che molto spesso dobbiamo rincorrere noi, no, con la pittura, succede, no, anche sulla diga, a coprire scritte che la gente fa spontaneamente e che magari qualcuno potrebbe anche considerare street art, ma è tutt'altro. E di 5, diciamo così, dipinti fatti, tenendo conto che non erano nel programma e tenendo conto di tutte le considerazioni che sono state fatte, qualcuno spontaneamente, qualcuno... uno verrà cancellato, come è stato detto. Uno, e io non lo so poi se tutti, perché non so dove sono bene collocati, ad esempio quello del punto del primo intervento credo che non abbia alcun vincolo, perché là non siamo sicuramente nel centro storico e la questione si riduce a 3. I 2 che lei ha evidenziato immagino siano in centro, in area vincolata. Allora, non c'era una prescrizione in questo caso della sovrintendenza di non fare. Rispetto a quello che lei dice, sì, molto spesso la sovrintendenza ha messo, diciamo così, il becco anche nella dipintura degli scuri. Molto spesso l'ha fatto perché gli è stato chiesto di che colore li devo fare o li posso fare di questo colore. In questo caso è altrettanto evidente che c'era, immagino, il consenso della proprietà, perché il passo successivo sarebbe sostanzialmente questo, capire se quei colori sono consentiti e diversamente se non lo fossero vanno cancellati perché di fatto nessuno li ha autorizzati, o dovrebbe essere, e basta che ci venga anche chiesto, al di là che potrebbe essere fatto d'ufficio, l'avvio di una procedura per abuso edilizio in area. No, io credo che non ci siano ancora gli estremi. Allora, è evidente che un certo contesto va preservato, tant'è vero che, come dicevo prima, non possiamo pensare che tutto sia concesso. E per la stragrande maggioranza, anzi quelli che erano stati concordati con la sovrintendenza l'avevamo fatto appositamente, no? Perché eravamo in zona vincolata. Ne resterebbero 3 che meriterebbero un approfondimento che potremmo anche fare tenendo conto che potrebbero anche essere facilmente cancellati e una riflessione andrebbe fatta anche con la proprietà. Ecco, questo era per dire che cosa? Per dire che l'intento è evidentemente non solo buono, che le autorizzazioni tutte c'erano, potrebbero esserci state delle sbavature, no? Delle sbavature che possono essere, diciamo così, tra virgolette, corrette in corso d'opera. Io ritengo che, tenendo conto che 2 di queste 5, una è sicuramente in zona non vincolata e l'altra non so, io sinceramente non so neanche quale sia, verrà cancellata perché il fabbricato ristrutturato. Poi lei ne ha citate 2 sulle quali potremmo anche fare delle riflessioni in tempi abbastanza veloci, perché poi si corre il rischio, sì, no? È successo con Scogliera Viva, dove che per scolpire dovevamo ottenere l'autorizzazione e tutti si sono inventati scultori prendendo martello e scalpellino e dedicandosi, cioè proprio che ci sia, voglio dire,
l'idea di ispirarsi a dire questo è tutto concesso. Io credo che questa riflessione vada approfondita. Prego. Grazie Sindaco, sì, penso che abbia colto bene, nel senso che noi non stiamo chiedendo che vengano attuati dei provvedimenti per andare a ripristinare le murature, cose di questo tipo. Noi stiamo semplicemente dicendo che in futuro forse sarebbe meglio evitare che proprio il centro storico, la parte proprio del nucleo, del cuore del centro storico, fosse, come dire, coinvolta da questo progetto lodevole che invece esalta molto bene certe altre parti del nostro territorio. Ecco, tutto qui, grazie. Ci sono altri interventi sul punto? Nessuno? Possiamo passare al punto 2 dell'ordine del giorno, approvazione verbali sedute precedenti. Visti i verbali delle sedute del Consiglio Comunale comprendenti le deliberazioni dal 40 a 41 del 28 luglio 2022, dal 42 al 53 del 4 agosto 2022, dal 54 al 55 dell'11 agosto 2022, dal 56 al 60 del Consiglio Comunale del 6 settembre 2022, dato che il deposito dei verbali di cui tratta sia a disposizione dei consiglieri avvenuto nei termini previsti dall'articolo 35 del regolamento del Consiglio Comunale, che copia degli stessi è stata inviata ai capigruppo consigliari nei termini previsti dal regolamento stesso, ritenuti gli atti meritevoli di approvazione in quanto riportanti fedelmente lo svolgimento dei lavori e visto il parere favorevole di regolarità tecnica già espresso, acquisito anche il parere favorevole di legittimità del segretario generale ai sensi del regolamento generale dell'ordinamento degli uffici pubblici e servizi, si chiede di deliberare sugli indicati verbali del Consiglio Comunale. Se ci sono interventi sul punto? Nessuno? Possiamo passare alla votazione, anzi alle dichiarazioni di voto. Prego, Sì, buongiorno a tutti, la maggioranza favorevole ovviamente. Prego, capogruppo Marchesan. Buonasera a tutti, anche noi votiamo favorevole. Prego, capogruppo Miollo. Voto favorevole. Passiamo alla votazione, voti favorevoli? Unanimità. Possiamo passare al punto 3 dell'ordine del giorno relativo all'approvazione della convenzione ai sensi dell'articolo 28 bis del decreto Presidente della Repubblica 380/1 per l'intervento di ristrutturazione con demolizione, ricostruzione e ampliamento ai sensi del PRG relativo ad un edificio sito in via Brenta, ex albergo V8, relaziona il consigliere Tamassia. Sì, grazie. Allora, dato atto che la ditta Falchi Immobiliare SRL ha presentato domanda di permesso di costruire convenzionato per l'esecuzione di un intervento di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione e ampliamento ai sensi del PI vigente dell'articolo 7, commi 1 e 2 della legge denominata Veneto 2050, dato atto sempre che oggetto di intervento è l'immobile ubicato in Caorle, in via Brenta, l'ex albergo V8, che insiste sull'area censita catastral al foglio 41 appare 361, che l'immobile ricade in zona territoriale omogenea B1, per il quale il piano degli interventi consente un'altezza massima di 14 metri e un indice fondiario di 0,80 metri quadri, cui si aggiungono incentivi volumetrici dell'articolo 7 della legge denominata Veneto 2050, comportando una superficie utile di progetto massima ammissibile pari a 916 metri,42, che il progetto prevede la ristrutturazione con demolizione, ricostruzione e ampliamento al fine di realizzare un edificio ad uso residenziale turistico e caratterizzato da un'altezza massima pari a 15,70 metri lineari e una superficie utile complessiva di metri quadri 911,26, che il progetto descritto rispetta pertanto la massima possibilità edificatoria data dal PI e la capacità edificatoria incentivante dall'articolo 7, commi 1 e 2, sempre della legge denominata Veneto 2050, che l'incremento volumetrico ammesso dalla legge 2050 è soggetto a perimento, oltre che dei parcheggi privati, di aree standard ad uso parcheggio e verde pubblico, calcolate in riferimento alla legge regionale 11/2004 sul volume derivante dall'incentivo pari a metri cubi 1354, corrispondente a metri quadri
3,38,50 e a 9 abitanti equivalenti, che l'edificio in progetto osserva, nel rispetto del decreto ministeriale 1444/68, le distanze previste per la zona B1 tra le pareti finestrate, nonché dai confini della strada. Atteso che, trattandosi di un intervento che comporta la realizzazione di un edificio con volumetria superiore ai 2000 metri cubi, l'intervento è subordinato al rilascio del permesso di costruire convenzionato, che in relazione alle previsioni planivolumetriche del permesso di costruire convenzionate, la ditta ha presentato tra gli elaborati di progetto l'allegata documentazione con rappresentazione planivolumetrica dell'edificio. Dato atto che relativamente all'obbligo di realizzare opere di urbanizzazione conseguenti all'incremento di volume, oltre a quello previsto dal piano degli interventi ascrivibile all'incremento di cui alla legge Veneto 2050 da destinare a parcheggio verde pubblico, a fronte della presenza di idonee dotazioni territoriali nelle aree contermini e nell'impossibilità di reperire tali aree in localizzazioni razionali idonee a garantirne la corretta fruibilità, risulta più funzionale all'intero intervento procedere alla monetizzazione degli standard, che con determinazione del dirigente del settore politiche territoriali e sviluppo economico, numero 36 del 16 settembre 2022, è stato determinato il corrispettivo per la monetizzazione di tali dotazioni territoriali, per un importo complessivo di 26.507,70 euro, corrispondenti a 11.517,30 per standard a parcheggio e 14.990,40 per standard a verde, che con nota del 20 settembre 2022 tale determinazione è stata trasmessa alla ditta Falchi Immobiliare, unitamente alla richiesta di trasmettere la necessaria bozza di convenzione e gli allegati plani volumetrici richiesti, che la monetizzazione degli standard è stata effettuata nel rispetto del termine dirigenziale numero 211 del 13 dicembre 2021, ritenuto per le finalità in premessa indicate ai sensi dell'articolo 11,2,5 della legge denominata Veneto 2050 e dell'articolo 28 bis del DPR 380/2001 di procedere all'approvazione dello schema di convenzione allegato al presente atto, che disciplina l'esecuzione dell'edificio secondo le indicazioni plani volumetriche proposte, nonché la monetizzazione degli standard urbanistici, richiamati gli elaborati di progetto, atteso che il dirigente del settore politiche territoriali e sviluppo economico espresse parere favorevole al rilascio del permesso di costruire convenzionato, viste la legge regionale 11/2004, 14/2019, decreto legislativo 267/2020 e il DPR 380 del 2001, dato atto che è stato sottoposto l'argomento all'esame della competente commissione consiliare, visti gli allegati pareri favorevoli espressi, acquisiti pareri favorevoli di legittimità del segretario comunale, si chiede di deliberare di prendere atto della domanda di permesso di costruire convenzionato e per l'esecuzione di un intervento di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione e ampliamento ai sensi del PI vigente dell'articolo 7,1 e 2 della legge Veneto 2050 riguardante l'immobile di destinazione residenziale ubicato in Caorle in via Brenta, insistente cadastralmente al foglio 41 mappale 361, di dare atto che relativamente all'obbligo di realizzare opere di urbanizzazione conseguenti all'incremento di volume, oltre a quanto previsto al piano di interventi ascrivibili all'incremento di cui la legge regionale Veneto 2050 da destinare a parcheggio a verde, nell'impossibilità di reperire tali aree in localizzazioni funzionali idonee a garantire la corretta fruibilità, si procede alla loro monetizzazione, di approvare per le finalità indicate ai sensi dell'articolo 11,2,5 della legge Veneto 2050 l'allegato schema di convenzione che disciplina l'esecuzione dell'edificio secondo le indicazioni plani volumetriche proposte, nonché la monetizzazione degli standard urbanistici. Ci sono interventi sul punto? Nessuno? Bene. Passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego, consigliere Tamassia. La maggioranza parere favorevole. Prego, capogruppo Marchesan. Anche noi parere favorevole. Benissimo, capogruppo Miollo. Parere favorevole. Benissimo, passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Unanimità. Votiamo anche per l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? Unanimità. Passiamo al punto 4 relativo all'approvazione di convenzione ai sensi degli articoli citati al punto 3 precedente e per l'intervento di ristrutturazione con demolizione, ricostruzione e ampliamento di un edificio sito in via Aquileia. Relaziona il consigliere Tamassia.
Allora, dato atto che i signori Birchese Sergio e De Munari Paola hanno presentato come comproprietari la domanda di permesso di costruire convenzionato per l'esecuzione di un intervento di ristrutturazione con demolizione, ricostruzione e ampliamento ai sensi del P vigente degli articoli 7, commi 1 e 2 della legge Veneto 2050, che oggetto di intervento è l'immobile ubicato in Caorle, in via Aquileia, che insiste sull'area censita cadastral al foglio 34, mappale 367, che l'immobile ricade in zona territoriale omogenea B1, per il quale il piano di interventi consente un'altezza massima di 14 metri e un indice fondiario di 0,80 metri quadri, cui si aggiungono gli incentivi volumetrici dell'articolo 7 della legge Veneto 2050, comportando una superficie utile di progetto massima ammissibile pari a 544,27 metri quadri, che il progetto prevede l'integrale demolizione dell'edificio esistente e la ristrutturazione e ampliamento al fine di realizzare un edificio d'uso residenziale caratterizzato da un'altezza di 15,65 metri lineari e una superficie utile di 519,2 metri quadri, che il progetto descritto rispetta pertanto la massima possibilità edificatoria data dal PI e la capacità edificatoria incentivate dall'articolo 7, commi 1 e 2 della legge Veneto 2050, che l'intervento volumetrico ammesso dalla legge Veneto 2050 è soggetto al reperimento, oltre che dei parcheggi privati, di aree standard d'uso parcheggio, oltre che dei parcheggi privati ai sensi dell'articolo 122 della legge 122/89, di aree standard d'uso parcheggio per metri quadri 15 e verde pubblico per metri quadri 45, calcolate in riferimento alla legge regionale 11/2004 sul volume derivante dall'incremento pari a metri cubi 479,28 corrispondente a metri quadri 119,82 e a 3 abitanti equivalenti, che l'edificio di progetto osserva le distanze previste per la zona B1 tra pareti finestrate nonché dai confini della strada, atteso che, trattandosi di un intervento che comporta la realizzazione di un edificio con volumetria superiore a 2000 metri cubi, l'intervento è subordinato al rilascio del permesso di costruire convenzionato, che in relazione alle previsioni plani volumetriche del permesso di costruire convenzionato, la ditta ha presentato tra gli elaborati di progetto l'allegata documentazione con rappresentazione plani volumetrica dell'edificio estesa agli edifici circostanti per valutare i rapporti morfologici, spazio-temporali ed architettonici, dato atto che relativamente all'obbligo di realizzare opere di urbanizzazione conseguenti all'incremento di volume, oltre a quello previsto dal piano di interventi ascrivibili all'incremento di cui la legge Veneto 2050 da destinare a parcheggio e verde pubblico, a fronte della presenza di idonee dotazioni territoriali nelle aree contermini e nell'impossibilità di reperire tali aree in localizzazioni razionali e idonee a garantirne la corretta fruibilità, risulta più funzionale all'intero intervento procedere alla monetizzazione degli standard, che con determinazione del dirigente del settore politiche territoriali e sviluppo economico è stato determinato il corrispettivo per la monetizzazione di tali dotazioni territoriali per un importo complessivo di 8.835,90 euro corrispondenti a 3.839,10 per standard a parcheggio e 4.996,80 per standard a verde, che tale determinazione è stata inoltrata alle ditte unitamente alla richiesta di trasmettere la necessaria bozza di convenzione, che la monetizzazione degli standard sarà effettuata nel rispetto della termina dirigenziale numero 211 del 13 dicembre 2021, ritenuto per le finalità premesse indicate di procedere all'approvazione dello schema di convenzione allegato al presente atto che disciplina l'esecuzione dell'edificio secondo le indicazioni plani volumetriche proposte, nonché la monetizzazione degli standard urbanistici, richiamati gli elaborati di progetto, atteso che il dirigente del settore politiche territoriali e sviluppo economico ha espresso parere favorevole al rilascio del permesso di costruire convenzionato, viste la legge regionale 11/2004, 14/2019, decreto legislativo 267/2020 e il DPR 380/2001, dato atto che l'argomento è stato sottoposto all'esame della competente commissione consigliare, visti gli allegati pareri favorevoli espressi e acquisito anche il parere favorevole di legittimità del segretario generale, si chiede di deliberare di prendere atto della domanda di permesso di costruire convenzionato acquisita al protocollo generale numero 49142 in data 30 dicembre 2021 per l'esecuzione di un intervento di ristrutturazione con demolizione, ricostruzione e ampliamento ai sensi del P vigente e dell'articolo 7 commi 1 e 2 della legge Veneto 2050 riguardante l'immobile a destinazione residenziale ubicato in Caorle di Aquileia.
insistente catastale al foglio 34 ma appare 367, di dare atto che relativamente all'obbligo di realizzare opere di urbanizzazione conseguente all'incremento di volume, oltre a quanto previsto dai primi interventi, ascrivibile all'incremento di cui la legge Veneto 2050 da destinare al parcheggio verde, nell'impossibilità di reperire tali aree in localizzazioni funzionali idonee a garantire la corretta fruibilità, si procede alla loro monetizzazione, a fronte della presenza di idonee dotazioni territoriali nelle aree contermini, di approvare per le finalità indicate ai sensi degli articoli 11,2,5 della legge Veneto 2050 e dell'articolo 28 bis del DPR 380-2001 l'allegato schema di convenzione che disciplina l'esecuzione dell'edificio secondo le indicazioni planimetriche proposte, nonché la monetizzazione degli standard urbanistici, e di demandare al dirigente per gli adempimenti necessari. Ci sono interventi sul punto? Nessuno? Passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego, facente funzione del capogruppo. Sì, grazie, noi esprimiamo parere favorevole. Capogruppo Marchesan. Anche noi esprimiamo parere favorevole. Capogruppo Miollo. Parere favorevole. Passiamo alle votazioni. Voti favorevoli? Unanimità. Votiamo anche per l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? Unanimità. Passiamo a punto 5 dell'ordine del giorno relativo all'approvazione del progetto planivolumetrico relativo alla ristrutturazione e all'ampliamento dell'edificio destinato ad uso sanitario sito in Caorle, Riva dei Bragozzi, presentato dall'azienda ULS 4 Veneto Orientale. Relaziona il consigliere Tamassia. Prego. Sì, grazie. Allora, premesso che l'azienda ULS 4, in virtù di un accordo di programma approvato con delibera di Consiglio Comunale numero 8 del 28 febbraio 2005, integrato con appendice tecnica approvata con delibera di Giunta Comunale 194 del 24 maggio 2007 e sottoscritto in data 21 dicembre 2009, ha realizzato il fabbricato attualmente destinato a distretto sociosanitario del litorale, definendone le rispettive quote di proprietà e i diritti con atto del notaio del Vianello di San Donà di Piave del 27 gennaio 2010, che allo scopo di realizzare una casa della comunità e presa in carico della persona, l'azienda sanitaria ha presentato un progetto di ampliamento e ristrutturazione dell'esistente fabbricato accedendo ai fondi del PNRR. Considerato che l'area ove ricade l'intervento sotto il profilo urbanistico è disciplinata dall'articolo 28 delle norme tecniche di attuazione del PRG come aree per le attrezzature di interesse, in tale aree possono avere sede solo gli edifici e le attrezzature inerenti, tra le altre, le istituzioni sanitarie, come riportato dal punto E di tale articolo, che ai sensi di dette norme tecniche gli unici soggetti titolari a realizzare e ampliare tali strutture sono le amministrazioni e gli enti istituzionalmente competenti, che ai sensi della norma citata, inoltre, tali interventi sono soggetti ad approvazione da parte del Consiglio Comunale, il quale, unitamente all'approvazione del progetto, stabilisce l'indice di utilizzazione territoriale. Visto il progetto planivolumetrico agli atti dell'ufficio edilizia privata, come da richiesta pervenuta dall'ULS 4 in data 22 settembre 2022, protocollo numero 35707, verificata che l'entità dell'intervento consiste in ampliamento del piano terra mediante nuovo corpo di fabbrica che ospiterà una nuova sala d'attesa a servizio del punto di primo intervento esistente e della realizzanda casa della comunità, ampliamento al secondo piano per dotare il centro di ulteriori ambulatori, ampliamento della zona di carico-scarico delle ambulanze e ristrutturazione degli spazi interni degli accessi, con conseguente realizzazione di un nuovo volume pari a metri cubi 3190 e una superficie lorda di pavimento in ampliamento di metri quadri 618. Tenuto conto che al momento dell'approvazione del progetto definitivo dell'intervento sarà redatta e sottoscritta la nuova convenzione accordo di programma tra Comune di Caorle, ora proprietario del sedime, ove si attuerà l'ampliamento sopra descritto, e l'azienda sanitaria. Dato atto che ai sensi dell'articolo 28 delle norme tecniche di attuazione di PRG, ora piano di interventi, l'azienda ULS Veneto Orientale risulta competente a presentare il progetto sopra descritto, richiamato l'articolo 28 delle suddette norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale, dove si stabilisce la competenza dell'amministratore nel determinare, in sede di approvazione del progetto, l'indice di utilizzazione territoriale, ovvero la capacità edificatoria del lotto di pertinenza, ritenuto quindi in considerazione di interesse pubblico
che esso riveste, di approvare il progetto planivolumetrico relativo alla ristrutturazione e all'ampliamento dell'edificio a destinazione d'uso sanitaria sito in Caorle, foglio 42, mappale 2328, Riva dei Bergozzi, presentato dall'azienda ULS 4 Veneto Orientale in data 22 settembre 2022, stabilendo l'aumento di superficie lorda di pavimento pari a metri quadri 618 ed un nuovo volume corrispondente a metri cubi 3190, visto l'articolo 42 del decreto legislativo 267 del 2000, dato atto che l'argomento è stato sottoposto all'esame della competente commissione consiliare, visti i pareri favorevoli espressi ai sensi degli effetti dell'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 267 del 2000 e acquisito il parere favorevole di legittimità del segretario comunale, si chiede di deliberare di approvare il progetto planivolumetrico relativo alla ristrutturazione e ampliamento dell'edificio a destinazione d'uso sanitario, sito in Caorle, foglio 42, mappale 2328, Riva dei Bergozzi, di demandare all'approvazione del progetto definitivo dell'intervento l'approvazione di una nuova convenzione accordo di programma tra il Comune di Caorle, ora proprietario del Sedime, ove si attuerà l'ampliamento sopra descritto, e l'azienda sanitaria in coerenza a quanto già approvato e sottoscritto a seguito della DCC numero 8 del 28 febbraio 2005 e della delibera di giunta comunale numero 194 del 24 maggio 2007, secondo i contenuti dell'atto del notaio Venello di San Donà di Piave del 27 gennaio 2010. Ci sono interventi sul punto? Prego, capogruppo Miollo. No, ma solo per capire, ma cosa è la casa della comunità? Cioè, perché al piano terra viene fatto questo ampliamento dove dentro verrà messa la casa della comunità. Cosa si intende per questa? Immagino uno spazio polifunzionale per i cittadini con flessibilità. Speriamo che questo nuovo spazio possa ospitare quello che avevamo già cominciato a chiedere anche all'ASL, anche come opposizione, ma so che su questo anche l'amministrazione ha fatto molto, il centro per la dialisi estiva, che era un tema su cui con l'assessore Antelmo appunto già avevamo cominciato a parlare a suo tempo, e quindi speriamo che questi nuovi spazi possano prestarsi anche per questo servizio. Grazie. Prego, Sindaco. Le dico di più, nel senso che il progetto di ristrutturazione insomma aveva bisogno di essere approvato in Consiglio Comunale, tenendo conto poi che su quel fabbricato vige anche una proprietà dell'amministrazione comunale stessa, una percentuale di proprietà, insomma è articolata, mettiamola così. Che però so che l'ASL, perché abbiamo mandato su i grafici, sta progettando, ma lo sta facendo, per cui quello sarà un ulteriore spazio messo a disposizione. Sul vecchio pronto soccorso, il piano terra, sta predisponendo i progetti, loro sono fiduciosi, è vero che con la burocrazia in Italia non è facilissimo, in maniera tale fiduciosi per poter avere già per questa stagione, io la vedo non facilissima per questa stagione, perché tenendo conto che bisogna avere i progetti, approvarli, realizzare i lavori e poi naturalmente attivarla, però quello è un ulteriore spazio messo a disposizione. È un ulteriore spazio messo a disposizione oltre a quanto sostanzialmente viene recuperato all'interno. Quello invece, parlando con il direttore generale, e so, insomma, ne avevamo anche discusso insieme, quello che stiamo cercando di chiedere e l'avevate fatto anche voi come opposizione all'epoca, era quello di ripristinare alcuni servizi, perché io credo che Caorle meriti servizi che in passato sono stati soppressi, se penso a tutta la questione delle vaccinazioni e quant'altro, e cercheremo di recuperare. È evidente che se ci sono gli spazi diventa tutto più facile. In questo senso volevo rassicurarla che quegli spazi verranno messi a disposizione, ma ce ne saranno degli altri. Ci sono altri interventi? Passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego, consigliere Tamassia. Il gruppo di maggioranza è favorevole. Prego, capogruppo Marchesan. Anche noi. Prego, capogruppo Miollo. Favorevole. Passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Unanimità. Votiamo l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? Unanimità. Punto 6.
Istituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze e approvazione del relativo regolamento. Passo la parola. Sì, abbiamo segnalato, abbiamo messo a verbale. E lascio la parola all'assessore Munerotto. Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti i consiglieri. Oggetto: istituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze e approvazione del relativo regolamento. Preso atto della volontà dell'amministrazione di migliorare le politiche rivolte ai giovani, cercando di mettere a loro disposizione strumenti, luoghi e condizioni per favorire la crescita del benessere giovanile. Considerato che per poter rispondere meglio alle esigenze dei giovani è necessario avere piena coscienza delle problematiche esistenti, dando l'opportunità agli stessi di esprimere le proprie esigenze e necessità. Considerato che con delibera del Consiglio Comunale numero 21 del 28/4/2022 è già stata istituita la consulta dei giovani, in cui possono partecipare i ragazzi di età compresa tra i 16 e i 33 anni, ma che l'amministrazione comunale vorrebbe far sperimentare in modo concreto il concetto di democrazia anche ai ragazzi più giovani. Vista la legge regionale numero 18 del 20 maggio 2020, norme per il riconoscimento e il sostegno della funzione educativa e sociale del Consiglio Comunale dei Ragazzi come strumento di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa. Considerato che, al fine di favorire una maggiore partecipazione dei giovani alla vita della società, l'amministrazione comunale ritiene di procedere all'istituzione di un Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, quale strumento di partecipazione giovanile alla vita sociale e politica di Caorle e quale organo consultivo e propositivo della Giunta del Consiglio Comunale, ai quali presentare proposte e progetti inerenti alle tematiche giovanili. Rilevata la necessità di dotare il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze di un proprio regolamento che ne disciplini il funzionamento, visto il decreto legislativo 267 del 2000, visto lo statuto, visto l'allegato schema di regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, visto che l'argomento è stato preventivamente discusso nella terza commissione consigliare in data 20 settembre 2022, ai sensi dell'articolo 67 del Statuto Comunale, visti i pareri di regolarità tecnica contabile, visto l'acquisito parere di favorevole di legittimità al segretario, preso atto della discussione tenuta delibera di istituire il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze quali organo consultivo della Giunta del Consiglio Comunale, di approvare l'allegato regolamento avente come oggetto il regolamento per la disciplina e il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, composto di numero 16 articoli e che costituisce parte integrante della presente deliberazione. Il regolamento, in cui voglio anche ringraziare il Presidente del Consiglio che mi ha coadiuvato nell'estensione di questo regolamento, quale proprio espressione di questo Consiglio Comunale, ha visto la collaborazione del nostro istituto comprensivo nell'istituire questo nuovo regolamento. Come ho già avuto modo di illustrare in commissione consigliare, prevede l'istituzione di questo consiglio per i ragazzi delle scuole medie, delle nostre scuole medie. E permette, lo scopo è quello di avvicinare i giovani a quello che è la vita politica, un esercizio di democrazia che il Consiglio Comunale è l'espressione fondamentale. Le finalità, le competenze sono poi determinate quella che è la legge regionale citata nella delibera del 2020, numero 18, e si occupa di quelle che sono poi le tematiche dei nostri giovani, sport, l'associazionismo, la cultura. Quindi in questo progetto, che sono affiancati da un gruppo di esperti costituiti sia dall'amministrazione comunale con un educatore, anche i genitori e la scuola naturalmente, costituiranno questo Consiglio Comunale in quale forma? Già all'interno della scuola è prevista un'elezione per ogni classe e sezione di rappresentanti di classe. Questi 2 rappresentanti per classe costituiranno quello che è il Consiglio Comunale. Poi all'interno di questo consesso ci saranno 2 o più candidati a sindaco che attraverso un esercizio anche didattico di formazione intesa come campagna elettorale, come si fa la campagna elettorale, come si vota la costituzione di un seggio elettorale, in maniera tale di avvicinare quelli che i giovani alla vita politica. A termine del quale ci sarà l'elezione del sindaco e del vice sindaco, che arriva primo sarà il sindaco, che arriva secondo sarà il vice sindaco, e poi ci sarà la nomina di 3 ulteriori assessori che costituiranno quella che è la giunta e eserciteranno le funzioni a loro delegate.
Con questo regolamento prevediamo anche un impegno da parte dell'amministrazione comunale di prevedere in fase di predisposizione del bilancio, secondo necessità, di dotare questo Consiglio Comunale anche di un stanziamento in maniera tale che i ragazzi possono poi vedere le loro proposte, i loro progetti, magari anche finalizzati in maniera tangibile con un intervento preciso. Se ci sono domande sono a disposizione. Interventi? Prego, capogruppo Marchesan. Non ho microfono. L'argomento è particolarmente importante e necessario, noi lo riteniamo anche noi, per i giovani per poter accedere appunto alla conoscenza della politica in maniera positiva e partecipativa. Per questo noi condividiamo questa iniziativa. Spiace però che questo progetto sia troppo legato alle strutture operative scolastiche esistenti, che escludono per il comune di Caorle i ragazzi delle frazioni di San Giorgio e di Brussa in modo particolare. Siamo anche consapevoli delle difficoltà, come è stato illustrato dall'assessore Munerotto, incontrate con la direzione didattica per la mancanza di un dirigente scolastico effettivo. Ora, per mitigare questo inconveniente, noi chiediamo di poter prevedere la possibilità per i ragazzi delle frazioni che per le ragioni logistiche non possono partecipare a questo Consiglio Comunale come membri effettivi, almeno di poter partecipare come uditori, proprio per essere resi edotti sulla nostra amministrazione comunale, sulla sua organizzazione, sulle strutture comunali, magari anche tramite il progetto Caorle Educazione che è già esistente. Ecco, con queste motivazioni anche noi saremo favorevoli a questo regolamento. Assessore Munerotto. Sì, consigliere Marchesan, giustamente lei ha evidenziato alcune criticità che magari non avendo in questo momento una reggenza alla scuola, magari alcune dinamiche non si sono potute magari verificare, magari non so, pensando anche di allegare alla primaria, alle quinte, che magari sono il passaggio, che poi il passaggio successivo alle medie, e quindi si sarebbe così potuto magari anche coinvolgere quello che è la scuola di San Giorgio. È chiaro che, come ho già avuto modo di dire, che per esempio i ragazzi di Ottava o per esempio o di San Giorgio stesso che per scelta familiare si iscrivono alla scuola media della salute anche per il discorso di vicinanza, loro già dal 2017 il comune di Sestino ha già istituito questo Consiglio Comunale dei Ragazzi, dove già quindi i nostri ragazzi di San Giorgio e anche Ottava possono sperimentare questo esercizio democratico. Per Brussa la difficoltà sarebbe ancora maggiore, perché l'istituto comprensivo tra l'altro è quello di Portogruaro, penso che le scuole medie siano Lugugnana, diventerebbe sicuramente difficile, però si può colgo l'occasione insomma di questo spunto di riflessione, magari con anche lo strumento di Caorle Educazione, per vedere se c'è qualche possibilità per avvicinare quello che è il territorio, perché alla fine le decisioni vengono prese sul territorio, anche quei giovani che magari partecipano ad altri istituti comprensivi che noi non possiamo, su cui non possiamo determinare perché territorialmente sono competenti fuori dal nostro comune. Quindi cogliamo questa occasione e vediamo se riusciamo in qualche maniera a coinvolgerla, vediamo magari anche una forma di partecipazione anche fuori dall'ambito scolastico che magari potrebbe essere anche più semplice. Quindi confermo il nostro voto favorevole all'approvazione di questo regolamento. Mi sentite? Ah, ecco perché adesso ho il volume. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Prego, consigliere Tamassia. Sì, anche noi favorevoli. Prego, consigliere capogruppo Miollo. Voto favorevole. Prego, sindaco.
apprendo insomma che con favore che anche questo punto all'ordine del giorno passa all'unanimità, tenendo conto che quanto eccepito invece in commissione era la preoccupazione di non far partecipare i ragazzi delle frazioni a questo organo che l'amministrazione sta cercando. Ecco, noi ci eravamo fissati come obiettivo quello di avere veramente i ragazzi del nostro territorio tutto, di avere uno sguardo nei loro confronti con la massima attenzione. E dicevo che, come ha spiegato l'assessore, è difficile poter articolare questa cosa tenendo conto che già il regolamento prevede che le sedute siano pubbliche. Di conseguenza i ragazzi che sono del territorio del comune di Caorle e volessero essere appassionati e partecipare, come diceva il capogruppo Marchesan, come auditori lo possono fare. Lo possono fare perché così dice il regolamento, le sedute sono pubbliche, per cui di fatto sta già scritto. Dicevo, apprendo con piacere che anche la vostra posizione rispetto alla Commissione sia cambiata, perché evidentemente le motivazioni sono quelle che ha dato l'assessore e che erano state spiegate anche in quella sede, cioè se ci fosse un ragazzo che da Caorle decide di fare la scuola media a Portoguaro o a San Donà, non è che potremo coinvolgere evidentemente tutti gli istituti scolastici. Di conseguenza lo dobbiamo coordinare a livello locale rispetto alla scuola media e forse estenderlo, come diceva sempre l'assessore, eventualmente anche alle elementari, ma che tutti gli altri ragazzi abbiano l'opportunità di partecipare, risulta dal regolamento, e che qualcuno invece sotto questo profilo, come dicevamo, molto probabilmente sono stati più fortunati i ragazzi di San Giorgio che vanno alle medie alla salute, perché lì già dal 2017 hanno l'opportunità di fare questa esperienza, soprattutto all'obiettivo finale, qual è la funzione educativa e sociale. Ecco, io credo che questo regolamento, come quello della consulta, perché ci tenevo a sottolineare che esiste oggi anche per i ragazzi dai 18 ai 30 anni, se non sbaglio, 33, dai 16 addirittura, 18 con la possibilità di voto, esiste anche la consulta istituita da questa amministrazione, dove avere così l'opportunità da parte di quasi tutte le fasce di età dei giovani di poter partecipare alla vita politica, amministrativa, ma soprattutto di avere un occhio rispetto a qual è la funzione educativa e sociale che questi strumenti possono avere. Passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Unanimità. Votiamo anche l'immediata esecutività. Voti favorevoli? Unanimità. Grazie. Punto 7 dell'ordine del giorno, programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti 2022-2024. Passo la parola all'assessore Berardo. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Con deliberazione di Consiglio Comunale numero 86 del 30/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il programma dell'acquisizione delle stazioni appaltanti, di cui l'articolo 21 del decreto legislativo numero 50/2016 e successive modifiche, in esito al completamento della fase di pubblicazione ed acquisizione di eventuali osservazioni nel merito, nonché in coordinamento con il corrispondente bilancio di previsione 2022-2024 e in coerenza con la delibera di Giunta Comunale numero 169 del 18/11/2021. Il richiamato decreto ministeriale numero 14/2018 prevede che nel caso di mutate esigenze tale programmazione possa venire modificata in corso dell'anno mediante apposita approvazione da parte del Consiglio Comunale. Nel corso di quest'anno il programma è stato aggiornato 2 volte, la prima con delibera del Consiglio Comunale numero 25 del 28 aprile 2022, la seconda con delibera del Consiglio Comunale numero 35 del 26/5/2022. Sia per specifiche esigenze che per reperimento finanziario verso nuove opere, si rende ora necessario procedere a un ulteriore terzo aggiornamento. Nello specifico, gli interventi da inserire ora nella citata programmazione risultano i seguenti. Interventi di manutenzione ordinaria della sede della Polizia Locale per 300.000 euro. Sistemazione del percorso pedonale lungo il canale dell'Orologio per 300.000 euro. Nel medesimo programma si rende inoltre necessario procedere ad un aggiornamento economico in ordine a lavori già programmati, come segue.
Sistemazione Piazza Libertà e viabilità di accesso alla frazione di San Giorgio di Livenza, euro 800.000, di cui 450.000 nell'annualità 2022 e per euro 350.000 nell'annualità 2023. La messa in sicurezza di innesti viari lungo la strada provinciale 54, intervento intersezione strada provinciale 54 con Corso Venezia, euro 725.000. Infine, in maniera analoga, per quanto concerne il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, vengono inserite le seguenti iniziative. Manifestazione da svolgere nel periodo Natale Epifania 2022-2023, euro 80.000. Manifestazione Sea Art Festival 2022, euro 88.000. Manifestazione Caule Suonica Festival, euro 88.000. Manifestazione Pista Atletica, euro 40.819,67. Manifestazione Azzurro Caule, euro 151.639,34. Fornitura e posa in sistema videosorveglianza comune di Caule di Sastino di Livenza, euro 73.315. In allegato alla presente vi sono le schede correlate per la nuova programmazione. Si prega pertanto il Consiglio Comunale di voler deliberare. Grazie. Ci sono interventi su questo punto? Prego, capogruppo Miollo. Sì, grazie Presidente, aiuto. No, solo perché si apprende che giustamente vengono stanziati 80.000 euro per la manifestazione di Natale. Ora, a tal proposito, siamo già, tornati sull'argomento manifestazione di Natale più di una volta in Consiglio Comunale. Mi ricordo che la scorsa volta sul tema si chiedeva, grazie gentilissima, grazie. L'altra volta si chiedeva a titolo discorsivo, senza aver fatto né accesso agli atti, senza aver fatto nessun tipo di documentazione per sostenere poi questa. Si chiedeva di fare un'analisi approfondita di quelli che erano i costi di queste manifestazioni di Natale. Premetto, noi siamo tutti favorevoli al fatto che a Natale si possa offrire un palinsesto di questo tipo. Però c'erano delle incertezze che non venivano ancora fugate. Per esempio chiedevamo allora se la corrente era una voce di spesa che veniva sostenuta da parte dell'amministrazione e senza comprenderne magari qual era il peso effettivo di questo tipo di costo, oppure l'occupazione delle aree blu piuttosto che dello spazio pubblico, eccetera. Torno un po' sull'argomento, visto che insomma il tema del caro bollette è un tema che tocca a tutti quanti noi, non ultimo l'amministrazione, per capire se, siccome mi sembrava che l'amministrazione fosse sensibile un po' a questo tema, per ribadire se era possibile, insomma, se era stato fatto e se è possibile venire a conoscenza un po' di quelli che sono i pesi delle spese, diciamo, indirette, oltre gli 80.000 che vengono stanziati per sostenere la manifestazione vera e propria. Grazie. Prego, Assessore Munerotto. Per prima cosa volevo esordire nel fatto che, come era stato già più volte dichiarato da questa amministrazione, in particolare dal Sindaco, abbiamo proceduto quest'anno con un avviso, una manifestazione di interesse pubblica, in maniera tale da sondare il mercato su quale fosse, anche per aderire un po' alla norma che è prevista per gli affidamenti e anche per la trasparenza. All'esito l'apertura del bus è venuta recentemente, adesso è in corso tutte le verifiche, ma c'è un vincitore su cui stiamo ragionando e su cui è stato in maniera preliminare chiesto per partecipare a questo bando ad avere determinati requisiti e in base a quell'importo che voi vedete di 80.000 euro fornire determinate prestazioni. Per quanto riguarda quindi nel bando, nell'avviso, sono già contenute, eventualmente possiamo fare copia al consigliere Miollo, dove c'è indicato in maniera specifica, poi col progetto che il soggetto vincitore ha presentato, si può vedere due cose principalmente. La prima,
qual è la progettualità che viene messa in campo in maniera scritta sul progetto Natale che siamo sulla falsariga degli anni precedenti, come dislocazione delle casette e tipologia di intervento, anche perché il format comunque ha avuto un ottimo successo, un ottimo riscontro. E dall'altra parte, e quindi cosa il soggetto vincitore offre in cambio degli 80.000 euro. Nell'offerta è contenuto poi un piano economico finanziario in cui vengono indicate sia i ricavi e sia le uscite, e nelle uscite sono dettagliate quali sono i costi, diciamo, e come vanno coperte con le entrate, quindi i ricavi dall'introito delle casette per l'affitto delle casette e i ricavi provenienti dal contributo, dall'affidamento comunale, che va a coprire determinate spese e sono elencate in maniera molto dettagliata. E quindi anche lì è accessibile, casomai possiamo fare aver copia. Mentre l'amministrazione comunale, sempre nel bando, ha già dichiarato in fase preventiva quali sono le spese che sosterrà in proprio per fare la manifestazione, che proprio sull'esperienza dell'anno scorso abbiamo toccato con mano. Quindi la parte legata all'energia elettrica è a carico dell'amministrazione comunale. Domani ci sarà un sopralluogo con la ditta per capire quali saranno i punti di fornitura e permettere poi di rispettare i tempi della Consip, perché l'amministrazione comunale va attraverso Consip per l'energia elettrica e ci vogliono circa 45 giorni lavorativi per poter procedere alle attivazioni dei precari. Quindi abbiamo necessità, siamo non in ritardo, però abbiamo i tempi stretti per poter attivare questo tipo di procedura. Perché ovviamente i consumi legati all'attivazione di queste casette a volte sono anche energivore, insomma, quindi hanno, diciamo, anche come si dice, assorbimento di energia molto importanti. Quindi saranno attivati più punti di fornitura per andare a garantire la copertura dell'evento, oltre che naturalmente delle luminarie. Le luminarie comunque saranno tutte a LED e quindi non hanno un consumo eccessivo. Ecco. Per gli altri costi che saranno a carico dell'amministrazione comunale saranno quelli legati a eventuali eventi collaterali che potrebbero essere fatti dall'ufficio cultura, l'ufficio cultura, ma sono eventi che poi man mano si costituiranno. Poi per la programmazione finale siamo in fase di determinazione. Io penso che entro metà ottobre avremo un programma più dettagliato su cui poi se c'è qualche altra sfumatura ci siamo riservati, sempre per norma, eventualmente un 15% in più rispetto agli 80.000 euro se ci sono delle eventuali esigenze che possono nascere in maniera straordinaria in fase di realizzazione, poi perché quello che stiamo facendo adesso è una coprogettazione come previsto sul bando, perché non è che prendiamo perché non determiniamo più nulla, quello ci dai, no, c'è una fase anche di coprogettazione su cui puoi determinare o intervenire se ci sono delle criticità. A carico nostro poi ci saranno anche le luminarie. In questi due stanziamenti sono già stati fatti in due quelle luminarie nella precedente variazione di luglio e su questa mi sembra ci sia all'interno degli aumenti, diciamo, generali delle utenze, perché sono previsti anche questi precari. Insomma. Sui precari non si sa mai quanto si spende effettivamente, lo si sa sempre a febbraio e speriamo, insomma, che comunque gli aumenti siano contenuti rispetto a quello che l'anno scorso ci sono state delle criticità che l'ufficio tecnico già sa, è bene che facciamo subito questo sopralluogo perché l'anno scorso in corsa magari sono state attivate delle forniture che non erano necessarie, per esempio, magari, ecco, faccio un esempio, questo incontro è proprio adeguato a garantire che non ci siano dispersioni di forniture elettriche. Prego, Capogruppo Miollo. Sì, grazie, molto esaustivo, ma dico bene che ci sia questa coprogettualità in maniera da corresponsabilizzare anche nelle scelte. Quindi immagino che, non so quanto energivore siano, però certe giostre da Luna Park, per esempio, penso che succhino parecchi kilowatt, ecco, quelle cose lì, ecco. Quindi magari teniamo in considerazione anche assolutamente sì. nell'equilibrio delle cose, insomma, che
non lasciarsi prendere la mano da cose iperenergivore. Ecco. Grazie. Ci sono altri interventi? Niente, passiamo allora alle dichiarazioni. Prego, signor Sindaco. Solo a proposito delle ultime considerazioni, ecco, io volevo aggiungere solo questo rispetto alla spiegazione dell'assessore sul tema del Natale, che è comunque una spiegazione, è stata esaustiva e ha risposto poi alle sue ulteriori richieste di dettaglio, che non è che questa manifestazione oggi viene affrontata in questo momento così e la scelta è stata fatta a cuor leggero, perché ci siamo confrontati anche con i colleghi delle altre località, ad esempio Bibbione, sembra che quest'anno, e ne avevamo discusso insieme, sembra che non faccia niente. In passato spendeva anche molto più di noi, ad esempio. Sembra che non faccia niente, tenendo conto che è vero che Bibbione ha una situazione completamente diversa. Però il tema è questo. Avremo effettivamente gli alberghi che apriranno? Forse. È vero che Caorle vive tutto l'anno, ci sono comunque i negozi, ci sono i ristoranti, ed è altrettanto vero che se non la faremo questa manifestazione gli alberghi sicuramente non apriranno. E questo è evidente, no? Saremo noi ad escluderli. Di conseguenza è un evento che non si può organizzare, come diceva l'assessore, in 2 settimane. Forse siamo anche già in ritardo, in passato si partiva a luglio, ad agosto a promuoverlo. C'è questo tema, c'è questa preoccupazione, non sappiamo ancora ad esempio come andrà la pandemia, ma così sembra almeno sotto un certo profilo non più invasiva e in parte sotto controllo. Per cui non è stato facile dire procediamo, non è facile dire procediamo, perché se da una parte, lo vedremo dopo, con le variazioni di bilancio ripristiniamo ad esempio i fondi per il caro bollette, dall'altra parte dovremmo avere attenzione anche nel risparmiare, e lo stiamo già facendo, perché è stata spenta prima dell'ora l'impianto di condizionamento all'interno della sede municipale, c'è un'attenzione a risparmio proprio perché evidentemente non sappiamo qual è, insomma il nostro non è un futuro così semplice da decifrare, ecco, per cui la scommessa era che o decidiamo oggi di non fare nulla o decidiamo di farla non sapendo cosa succederà domani. Ecco, volevo solo aggiungere questo dettaglio che potrebbe anche sembrare insignificante, ma non lo è, e quando insomma ministri deve a un certo punto anche decidere, ribadisco, con tutte le preoccupazioni del caso che ci sono. Grazie. Passiamo alle dichiarazioni di voto. Consigliere Tamassia. Sì, esprimiamo parere favorevole. Prego, capogruppo Marchesan. Noi abbiamo un voto di astensione. Capogruppo Miollo. Voto favorevole. Passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Astenuti? Passiamo alla votazione sull'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? Astenuti? Deliberazione approvata. E passiamo al punto 8, relativo all'approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio 2021. Passo la parola all'assessore Montisano. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Entro il 30 settembre 2022 gli organi consigliari degli enti locali devono deliberare il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi ed enti strumentali e delle società controllate e partecipate relativo al 2021. Questo adempimento è obbligatorio per gli enti locali con più di 5.000 abitanti. Il bilancio consolidato è predisposto dall'ente capogruppo, nel nostro caso il Comune di Caorle, e rappresenta complessivamente il risultato economico, patrimoniale e finanziario del gruppo Amministrazione Pubblica. In sostanza vengono uniti i bilanci del gruppo Amministrazione Pubblica mediante un'opportuna rielaborazione dei dati, che da un lato permette di eliminare i rapporti che hanno prodotto effetti soltanto all'interno del gruppo, con lo scopo di rappresentare le transazioni effettuate con soggetti esterni, e dall'altro consente di uniformare i criteri di valutazione delle poste di bilancio. Il consolidato è composto da conto economico, stato patrimoniale,
relazione sulla gestione consolidata comprensiva della nota integrativa e dalla relazione dell'organo di revisione. Con apposita delibera di giunta, la numero 79 del 12 maggio 2022, l'ente ha individuato il gruppo amministrazione pubblica, mentre con delibera numero 161 del 1 settembre 2022 sono stati individuati gli enti e le società partecipate che rientrano nel perimetro di consolidamento, che sono Azienda Speciale Don Moschetta, Fondazione Caorle Città dello Sport, LTA SPA, ASVO SPA, Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, Consiglio di Bacino Laguna di Venezia e Veritas SPA. Il bilancio consolidato relativo all'esercizio 2021 presenta un risultato dell'esercizio positivo pari ad euro 440.492,16. La mancata approvazione nei termini di legge è sanzionata con il divieto di assunzione e la sospensione dei pagamenti delle risorse finanziarie da parte del Ministero dell'Interno. L'organo di revisione vigila sulla trasmissione alla banca dati dell'amministrazione pubblica che deve avere esito positivo entro 30 giorni dall'approvazione. Presidente, avrei terminato. Ci sono interventi sul punto? Nessuno? Passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego, consigliere Tamassia. Sì, grazie, noi esprimiamo parere favorevole. Capogruppo Marchesan. Noi voto di astensione. Prego, capogruppo Miollo. Sì, voto di astensione. Passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Astenuti? Passiamo alla votazione sull'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? Astenuti? Passiamo al punto 9, ratifica deliberazione della Giunta Comunale numero 147 dell'11 agosto 2022 avente ad oggetto variazione d'urgenza. L'ho già segnato che sì. Tutti segnati, sì, segnato. Tutti segnati. Io vedo tutto. Quindi il punto 9, una ratifica di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto variazione d'urgenza con i poteri del Consiglio Comunale al bilancio di previsione finanziario 22-24. Relazione all'assessore Montisano. Grazie Presidente. Con la presente delibera si procede a ratificare la variazione d'urgenza deliberata dalla Giunta Comunale in data 11 agosto 2022. La variazione riguarda l'istituzione dell'ufficio elettorale a seguito della fissazione nel giorno 25 settembre 2022 delle elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e la concessione del contributo per la sicurezza urbana relativo alla stagione estiva 2022. Per la sicurezza urbana il fondo ministeriale ha concesso uno stanziamento di euro 35.000 che andrà a coprire il lavoro straordinario della Polizia Locale e l'acquisto di 2 mezzi nuovi. In merito alle elezioni del 25 settembre, mediante trasferimenti dall'amministrazione centrale, riceviamo euro 13.400, ai quali aggiungiamo euro 10.000 di avanzo. Con queste somme andremo a coprire gli acquisti, i servizi, la sanificazione, le spese del personale dipendente e tutto ciò che si rende necessario per lo svolgimento delle elezioni. Prego se ci sono interventi sul punto. Nessuno? Passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego consigliere Tamassia. Sì, esprimiamo parere favorevole, grazie. Capogruppo Marchesan. Noi voto di astensione. Capogruppo Miollo. Astensione. Passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Astenuti? Okay. Votiamo l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? Astenuti? Passiamo al punto 10 relativo alla ratifica di deliberazione della Giunta Comunale numero 159 del 1 settembre 2022 avente ad oggetto variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziaria 2022-2024. Passo la parola all'assessore Montisano. Grazie Presidente. Con la presente delibera si procede a ratificare la variazione d'urgenza deliberata dalla Giunta Comunale in data 1 settembre 2022. Con nota della Regione Veneto del 31 agosto 2022, il progetto Azzurro Caorle, che prevedeva la realizzazione di una kermesse spettacolo con la partecipazione degli atleti
paraolimpici e olimpici è stato dichiarato ammissibile al contributo della Regione Veneto, previsto dal bando regionale per la promozione dei grandi eventi. La variazione ammonta ad euro 185.000, prevede l'utilizzo di avanzo vincolato per euro 105.000 e l'utilizzo del contributo concesso dalla Regione Veneto pari ad euro 85.000. Prego, interventi sul punto? Nessuno? Passiamo alle dichiarazioni di voto. Consigliere Tamassia? Sì, parere favorevole. Capogruppo Marchesan? Parere contrario. Capogruppo Miollo? Astensione. Passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Okay. Contrari? Astenuti? Votiamo all'immediata eseguibilità della deliberazione. Voti favorevoli? Contrari? Astenuti? Passiamo al punto 11, relativo ad un'altra ratifica di deliberazione della Giunta Comunale numero 171 del 15 settembre 2022, avente ad oggetto variazione d'urgenza con i poteri del Consiglio Comunale al bilancio di previsione finanziario 2022-2024, relazione all'assessore Montisano. Grazie Presidente. Con la presente delibera si procede a ratificare la variazione d'urgenza deliberata dalla Giunta Comunale in data 15 settembre 2022. Al fine di poter ospitare dal 30 settembre al 2 ottobre 2022 le finali dei campionati cadetti di atletica leggera, si è reso necessario uno spostamento tra capitoli di spesa per un ammontare totale di euro 49.000. Interventi su questo punto? Nessuno? Passiamo alle dichiarazioni di voto. Consigliere Tamassia? Parere favorevole. Capogruppo Marchesan? Capogruppo Miollo? Voto di astensione. Passiamo alle votazioni. Voti favorevoli? Astenuti? Votiamo l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? Astenuti? Passiamo all'ultimo punto dell'ordine del giorno, variazione al bilancio di previsione finanziaria 2022-2024, relazione all'assessore Montisano. Grazie Presidente. La variazione di bilancio relativamente alla quale andremo a deliberare ammonta ad euro 1.694.448,71. Prevede l'utilizzo di avanzo per totali euro 1.624.000, di cui euro 56.000 sono avanzo di amministrazione disponibili per spese correnti, euro 575.000 sono avanzo disponibile applicato alle spese in conto capitale, euro 903.000 sono avanzo vincolato per spese correnti ed euro 90.000 sono avanzo vincolato per spese in conto capitale. Vi sono inoltre trasferimenti da amministrazioni centrali pari ad euro 27.632,17 e da amministrazioni locali per euro 10.816,54. Ammontano invece ad euro 32.000 le entrate conseguenti alla restituzione di somme non dovute. Vi sono inoltre manovre compensative che interessano variazioni tra capitoli di spesa. In questa variazione viene compreso lo stanziamento di euro 750.000 a riduzione della Tari, come previsto dalla delibera del Consiglio Comunale numero 40 del 28 luglio 2022, a sostegno sia delle famiglie che delle attività economiche. Vengono inoltre previsti euro 56.000 per il fondo caro bollette, in modo da poter provvedere ad effettuare un nuovo bando e dare la possibilità alle famiglie di avere un sostegno a fronte degli incrementi delle spese per le utenze. Ammonta ad euro 300.000 la spesa stanziata per la sistemazione della sede della Polizia Locale, come indicato nella delibera di oggi prevista al punto 7. Ad euro 30.000 quella per la manutenzione di alloggi ERP, ad euro 20.000 la manutenzione straordinaria di edifici scolastici e ad euro 90.000 la manutenzione straordinaria delle strade. Si finanziano capitoli di spesa per la predisposizione di zone per l'installazione di piazzole di ricarica di biciclette elettriche all'ingresso di Porto Santa Margherita e per la realizzazione di 3 aree sgambamento cani. Viene inoltre incrementato lo stanziamento per la sistemazione di Piazza Libertà e relativa viabilità a San Giorgio di Livenza a seguito dell'adeguamento dei prezzi. Vengono finanziati capitoli di spesa relativi agli arredi ed attrezzature scolastiche, alle indennità di presenza per l'adunanza del Consiglio Comunale
e delle commissioni consigliari per l'acquisto di libri per la biblioteca e per la manutenzione straordinaria dei campi di allenamento dello stadio comunale Chigiato. Inoltre, sia nel 2022 che nel 2023 vengono stanziati euro 9.300 per le rilevazioni statistiche del censimento, finanziati con un contributo dell'Istat di pari importo in entrambi gli anni. Interventi sul punto? Nessuno? Passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego, consigliere Tamassia. Sì, esprimiamo parere favorevole. Capogruppo Marchesan. Noi voto di astensione. Capogruppo Miollo. Sì, anche noi voto di astensione. Benissimo. Passiamo alla votazione. Prego, Sindaco. Sì, io cercherò di essere brevissimo, perché se per le 3 variazioni che sono oggetto di ratifica in Consiglio Comunale, pur di competenza la variazione del Consiglio, ma che sono state adottate con urgenza e oggi vengono ratificate, sulle quali mi sembra, se non sbaglio, tutte e 3 il gruppo Miolo si è astenuto, compresa questa, mentre il gruppo facente capo a Marchesan si è astenuto su 2, ha votato contro a quella relativa alla manifestazione di Azzurro Caorle. Io credo che questa variazione meriti almeno alcune considerazioni, perché se oggi a questi stanziamenti non si è contrari ma si è astenuti nella parte in cui, voglio dire, certo non si è contrari, perché è impossibile essere contrari al fatto che si stanzino più di 700.000 euro per la riduzione delle bollette relative all'asporto rifiuti dei cittadini, perché vengono previsti 300.000 euro per la sistemazione, come ricordava l'assessore, della sede della Polizia Municipale, piuttosto che le aree di sgambamento per i cani, le attrezzature scolastiche, la sistemazione dei bagni delle scuole. Ecco, io credo che allora una variazione che ha un importo di 1.624.000 euro meriti, oltre alla spiegazione dell'assessore, anche delle considerazioni dal punto di vista politico, perché ritengo che non si debba essere comunque indifferenti al fatto che 1.624.000 euro vengono spesi prevalentemente, anzi nella quasi totalità, a favore dei cittadini e delle strutture messe a disposizione dei cittadini. Allora, è comprensibile che se anche su provvedimenti adottati dalla Giunta e che sono oggetto di ratifica in Consiglio Comunale non ci sia nulla da dire. Mi spiace, perché credo che questa sia una variazione articolata, importante, come lo sono state tutte le altre importanti che abbiamo messo all'attenzione di questo Consiglio Comunale, perché sono, ribadisco, fondi della comunità che vengono messi a disposizione della comunità in situazioni strategiche, anche l'ulteriore stanziamento dei 56.000 euro sulle bollette. Ecco, io ci tenevo a sottolineare questo aspetto, al di là del fatto che sono già state espresse le dichiarazioni di voto che il gruppo di maggioranza, attraverso il consigliere Tamassia, abbia espresso parere favorevole. Credo, ed è un suggerimento, insomma, che in futuro alcune riflessioni su stanziamenti così importanti possano essere fatti, che non debbano essere considerate insignificanti. Passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Astenuti? Votiamo di immediata eseguibilità. Voti favorevoli? Astenuti? Questo era l'ultimo punto dell'ordine del giorno. Vi auguro buona serata. Grazie, il Consiglio è chiuso.